Finisce in goleada la partita del Pro Favara contro il Libertas di Racalmuto, sono ben 5 le reti segnate dalla squadra locale. Una sfida da ultimi in classifica, il Pro Favara che scavalca così la Libertas, ferma al palo all'ultimo posto, sono 6 complessivamente le reti segnate, 5 per il Pro Favara, 2 da Cordaro, altre 2 da De Luca e una da Crippi, mentre per la Libertas Racalmuto ha segnato sul rigore concesso dall'arbitro Toro di Catania il giocatore De Luca. Pari per il Raffadali che incontra fuori casa il Mussomeli, finisce infatti 2-2 la partita. I nisseni in vantaggio vengono poi raggiunti dal Raffadali che si piazza così quart'ultimo in classifica. Anche il Camarat perde in casa con la Sanga Caldese, finisce per 2-0 segnate da Montalbano e Bruno, reti che permettono alla Sanga Caldese di restare in vetta alla classifica del girone A di eccellenza e lascia il Camarat terzultimo. Secondo posto raggiunto in classifica anche per il Gela, che con la Dattilo mette in rete ben 4 gol, che gli permette di sorpassarlo e arrivare con 27 punti dietro il Gela. La partita del Gela ha visto 3 espulsi e ben 5 ammoniti. Una lite all'interno del tunnel durante la pausa tra primo e secondo tempo. Il Campofranco pareggia con la Sportiva Castelbuono 2-2, i nisseni prendono il largo con una doppietta di Politio, ma nella ripresa vengono raggiunti. La Parmonval di Palermo pareggia con la Folgore di Selinunte, 1-1 il risultato. Pareggio anche per il Paceco con l'Alba di Alcamo, 1-1. E un gol per tempo per entrambe le squadre. Sentiamo ora le interviste della partita Pro Favara Libertas di Racalmuto, curate dal collega Totò Arancio. Gaetano Longo, finalmente una prestazione di grande successo, mister, la telecamera è sopra, quindi ti prego di guardare. Una bella prestazione, una Pro Favara che ha cambiato completamente volto, una Pro Favara che ha fatto vedere che la strada è difficile ma si può sicuramente perseguire, quella della salvezza. Sì, però dobbiamo migliorare parecchio perché noi il primo tempo, dopo che eravamo in vantaggio, potevamo magari accelerare, invece sull'1-0 abbiamo rallentato, gli abbiamo concesso l'1-1 e gli abbiamo concesso anche la palla di fare il 2-1. È stato bravo Maltese, perché se facevano il 2-1 loro sarebbe stata un'altra partita. Però il secondo tempo penso che siamo entrati in campo motivati e sin dal primo minuto abbiamo dimostrato che la strada da intraprendere, come hai detto tu, è molto difficile, però poi possiamo giocarcela con tutti quanti.